Sono 2.000 le domande arrivate in poche ore da parte delle imprese per ottenere i contributi della Regione contro il caro bollette. Mattinata di fuoco, commenta l'assessore Bini, a disposizione di 39.000 realtà, 40 milioni di euro. Gestori di piscine e palestre, le prese con utenti che si attardano sotto la doccia per risparmiare a casa, consumi e bollette delle strutture lievitano e così si corre ai ripari con gettoniere e soffioni per ridurre il flusso d'acqua. Giornata di passione per i pendolari a causa della soppressione di numerosi treni regionali e dei ritardi accumulati. A causare i problemi è stato un guasto il sistema degli scambi alla stazione di Udine. A 93 anni dovrà rispondere davanti al giudice dall'accusa di omicidio stradale, rinviato a giudizio un anziano per l'incidente mortale di San Daniele in cui perse la vita a 43 anni Fabio Segato, collaudatore della Ducati. Con il brasiliano in tribuna, l'Udinese ha perso 6 gare su 7 nelle scorse stagioni, il difensore è rimasto fuori con l'Atalanta e oggi non si è allenato, ma Sottil conta di averlo a Roma contro la Lazio. Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Partenza con il botto per i contributi regionali per le aziende contro il caro bollette. 2.000 domande pervenute fino al pomeriggio, un afflusso notevole che ha mandato anche in tilt per alcuni minuti il sistema informatico di Insiel. 2.000 domande in poche ore e subito boom di richieste per i contributi regionali a favore delle aziende piccole e grandi per far fronte al caro bollette. Il canale contributivo sostanzioso da 40 milioni di euro ha attirato l'attenzione del sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia. Questa mattina è stata avviata la procedura allo sportello telematico ed è stata una mattinata di fuoco, commenta l'assessore regionale Sergio Bini, a tal punto che anche il sistema informatico dell'Insiel è andato in tilt per alcuni minuti. Emergenza poi rientrata. Stimiamo, afferma ancora Bini, di soddisfare 39.000 domande. È importante sottolineare che il 92,5% delle imprese che potranno fare domanda sono microaziende con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro. Un aiuto concreto, insomma, per affrontare la prima fase dell'emergenza energetica. Il bando sarà aperto dal 12 al 28 ottobre e l'assegnazione dei contributi avverrà seguendo la medesima procedura semplificata adottata per l'erogazione dei ristori durante la pandemia, con un iter che si prevede molto celere. Le imprese beneficiarie devono avere sede legale o unità operativa in Friuli Venezia Giulia almeno dal 31 dicembre 2020 e rientrare nei codici Ateco elencati con la delibera. L'importo dei ristori varia in base alla dimensione dell'attività. Le microimprese riceveranno 1.000 euro, le piccole imprese 1.500 euro e le imprese di medie dimensioni 2.000 euro. È iniziato oggi in Consiglio regionale il viaggio delle variazioni di bilancio, una partita da 160 milioni, di cui 100 destinati a risparmio energetico. Per i dettagli servirà ancora un po' di pazienza, anche se la norma verrà applicata in maniera retroattiva. La Giunta regionale ha annunciato l'arrivo di 100 milioni di euro su 160 di variazioni di bilancio per rendere la casa o il condominio più efficienti e indipendenti a livello energetico. Le strade sono diverse, vanno dai pannelli fotovoltaici fino alla geotermia, ma proprio il primo metodo sembra essere quello più utilizzato. A erogare le risorse saranno molto probabilmente le camere di commercio, il contributo sarà affiancato a quelli nazionali. A netto del superbonus 110%, il cui destino appare segnato o quantomeno in fase di importante revisione, ci sono il bonus ristrutturazione che consente una detrazione IRPEF del 50% su un massimo di 96.000 euro di spesa per interventi di manutenzione sull'edificio e l'ecobonus al 65% con una agevolazione fiscale per lavori di riqualificazione energetica su un immobile. La Regione andrà a coprire verosimilmente la percentuale mancante con un contributo a fondo perduto. L'acquirente potrà comunque chiedere alla ditta lo sconto in fattura. Intanto la manovra finanziaria da 160 milioni di euro ha avviato il percorso nelle commissioni regionali. Abbiamo un'attenzione specifica anche per la persona, con 30 milioni di euro per il fondo sanitario regionale, 5 milioni per far fronte all'emergenza bollette nelle case di riposo, in modo che questa emergenza non si riverberi poi sull'aumento e sui rincari delle rette stesse. E poi abbiamo un'attenzione anche per il mondo dei convitti, della scuola, con iniziative sempre per dare sollievo a questa emergenza. Ci saranno anche 10 milioni che arriveranno ai partiti di maggioranza presenti in Consiglio, di questi 6 per la Lega, che ne prevede l'erogazione tramite una legge omnibus, i cui dettagli però verranno presentati la prossima settimana.
sarà di oltre 2.600 euro, più di 200 euro al mese il peso medio dell'inflazione sulle famiglie italiane a fine anno. È la stima dell'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori, parametrata sull'attuale tasso di inflazione salito all'8,9%, legata nella sua componente più pesante agli esponenziali aumenti di energia e gas. Sarà proprio il caro bollette destinato a un ulteriore pesante aggravio nel quarto trimestre, uno dei temi centrali del Consiglio direttivo di Federconsumatori Friuli Venezia Giulia, convocato per domani a Palmanova a partire dalle 9:15 nella sala d'onore del municipio in Piazza Grande, alla presenza del presidente nazionale Michele Carrus. Gestori di piscine e palestre alle prese con utenti che si attardano sotto la doccia per risparmiare a casa. Consumi e bollette delle strutture lievitano e così si corre ai ripari con gettoniere e soffioni per ridurre il flusso d'acqua. L'arte dell'arrangiarsi esiste anche per far fronte al caro bollette presso le proprie abitazioni e così succede che per evitare il salasso del gas andare in palestra o in piscina può diventare un toccasana per alleggerire il numero di metri cubi consumati nella propria dimora. In alcuni centri low cost i gestori da tempo hanno installato dei sistemi a gettoni per fare le docce, in altri casi i proprietari, come ci riferisce Roberto Bolelli, referente regionale dell'associazione Impianti Fitness e Sport, nell'area docce per ridurre la quantità d'acqua erogata sono stati installati dei soffioni. Lo stesso Bolelli si chiede cosa succederà quando arriverà l'inverno. Intanto a livello nazionale a settembre 500 impianti non hanno riaperto i battenti. In Friuli Venezia Giulia un occhio di riguardo viene tenuto sull'accensione delle luci, mentre gli utenti chiedono alla reception aggiornamenti sulla temperatura dell'acqua in piscina. Vietato sprecare, dunque impossibile puntare il dito su chi decide di farsi una doccia più prolungata e rilassante dopo un ciclo di macchine in palestra o una nuotata in vasca, altrimenti in ogni sito bisognerebbe mettere un addetto a monitorare. Tutto questo allarme è riconducibile al caro bollette, i cui costi sono lievitati. La presidente di Aquarius, Morena Benedini, società che gestisce le piscine di Gemona, Magnano e Riviera, Tavagnacco, le bollette sono astronomiche. Ad esempio, in uno dei siti il gas è passato da 13.000 a 25.000 euro per bolletta, l'elettricità da 3 a 13.000. Tutta colpa di chi vende metano ed elettricità, ma anche di chi si rilassa insistentemente con l'acqua calda pagata da altri. Giornata di passione per i pendolari a causa della soppressione di numerosi pendolari dovuto a un guasto al sistema degli scambi alla stazione di Udine. Un guasto tecnico al sistema degli scambi della stazione di Udine e il traffico ferroviario va in tilt. Numerosi disagi patiti oggi dai pendolari friulani a causa della soppressione o cancellazione di diversi treni. Il problema agli impianti si è verificato alle 5:15 del mattino. Subito dopo sono intervenuti i tecnici della rete ferroviaria italiana che hanno proceduto alla manutenzione degli impianti. Ma l'orario è coinciso sfortunatamente con la partenza di molti lavoratori che si stavano recando in città o addirittura non diretti nel nord Italia. Molte le coincidenze perse, con pendolari rimasti appiedati in stazione in attesa di aggiornamenti informativi o di convogli. I primi malumori sono iniziati con il traffico rallentato sulle linee Venezia-Trieste e Tarvisio-Trieste. Complessivamente sono stati cancellati 5 treni regionali, mentre 2 frecce e 12 convogli, sempre regionali, hanno accumulato ritardi fino a 95 minuti o hanno subito limitazioni di percorso. Il guasto è stato riparato alle 7:40. Un uomo di 50 anni è caduto questa mattina dal secondo piano di un'abitazione in centro a Gorizia. Un volo di diversi metri che gli ha provocato traumi e lesioni. Dapprima trasportato all'ospedale di Gorizia, è stato successivamente ritrasportato all'ospedale Cattinara di Trieste. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto, oltre al personale del 118, gli agenti della questura di Gorizia. L'uomo è in possesso di braccialetto elettronico per impedire il suo avvicinamento alla moglie e al momento della caduta non si trovava nel suo domicilio. I poliziotti della squadra mobile coordinati dalla procura stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Si propende per l'accidentalità dell'evento, anche se sono in corso di valutazione e responsabilità di terze persone. Nell'incidente perse la vita a 43 anni il collaudatore della Ducati Fabio Segato. Un 93enne di San Daniele è stato rinviato a giudizio per omicidio stradale. A 93 anni dovrà rispondere davanti al giudice dell'accusa di omicidio stradale. È la decisione presa stamani dal GUP di Udine Matteo Carlisi, che ha rinviato a giudizio un anziano di San Daniele per l'incidente mortale in cui perse la vita, a soli 43 anni, Fabio Segato, collaudatore della Ducati residente a Portogruaro. L'incidente è avvenuto la mattina del 4 marzo 2021 a San Daniele, all'incrocio tra la strada provinciale 463 e via Valeriana. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, l'anziano, che viaggiava verso
Maiano a bordo del suo SUV, svoltò imprudentemente a sinistra per dirigersi verso Pignano. Proprio in quel momento sopraggiunse dalla direzione opposta la Ducati di Havel dissegato a quasi 100 km all'ora, il doppio del limite di velocità. Inevitabile l'impatto che proiettò il motociclista sull'asfalto, procurandogli gravi traumi cerebrali. L'uomo morì 8 giorni dopo in ospedale a Udine, dove era ricoverato. Procedimenti questi che di norma si concludono con riti alternativi. Oltre all'alta velocità del motoveicolo, afferma il difensore dell'anziano, l'avvocato Stefano Milillo, secondo la ricostruzione dei nostri periti, al momento della svolta la moto, che era in fase di collaudo, non era visibile. Per questo, conclude, abbiamo optato per il dibattimento. La prima udienza si terrà in tribunale a Udine a inizio dicembre. Investe una donna che sta attraversando la strada, sottoposto ad alcol test, risulta positivo. L'incidente si è verificato ieri sera in via Zorutti a Manzano. Una donna, 65enne straniera ma residente a Manzano, dopo l'impatto con la macchina è stata sbalzata ad alcuni metri di distanza, è stata trasportata all'ospedale di Udine ma non sarebbe in pericolo di vita. Nei guai è finito invece l'automobilista, un uomo di 35 anni. I valori di alcol nel sangue superavano l'1 al litro, rilievi dei carabinieri della compagnia di Palmanova. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Coltura di Polcenigo. Per cause al vaglio dei carabinieri di Fontanafredda a scontrarsi sono stati un'auto, una Fiat Panda e una moto. Lo schianto è avvenuto tra le vie Mezzomonte e Pedemontana. Ad aver riportato le conseguenze peggiori l'automobilista, che è rimasto incastrato all'interno della macchina, è stato soccorso da vigili del fuoco, personale del 118 giunto sia con l'ambulanza che con il soccorso. Ha riportato un serio trauma cranico e per questo è stato elitrasportato all'ospedale di Udine. Condizioni meno serie per il motociclista, che è stato invece condotto all'ospedale di Pordenone. Scontro tra auto e moto a Buia, lungo l'Ausovana, a qualche centinaio di metri dal casello autostradale. Le cause del sinistro avvenuto alle 17 di oggi sono al vaglio dei carabinieri. L'incidente si è verificato in prossimità di un incrocio. Il motociclista, sbalzato per alcuni metri, ha riportato lesioni severe, è stato ritrasportato all'ospedale di Udine. Il leso invece l'automobilista, sul posto anche vigile del fuoco del distaccamento di Gemona. Una coppia di Codroipo è stata condannata dal GUP di Udine a 20 mesi di reclusione. I due derubarono un'anziana mentre faceva la spesa al supermercato. La pesca nella borsetta della vittima aveva fruttato bene, un portafogli con quasi 500 euro in contanti e un bancomat, con il quale furono prelevati altri 500 euro. Oggi però la giustizia ha presentato loro il conto e i due sono stati condannati con il rito abbreviato a 20 mesi di reclusione. È la pena comminata dal GUP di Udine Matteo Carlisi al 38enne Clay Argentini, 1 anno, e alla 43enne Monica Cari, 8 mesi, entrambi di Codroipo. La vicenda risale al giugno 2021, quando la coppia sfilò il portafoglio dalla borsetta di un'anziana di Carlino, mentre stava facendo la spesa in un supermercato di San Giorgio di Nogaro. Poi, giunto davanti a una banca di Cervignano, l'uomo effettuò i due prelievi a distanza di pochi minuti. I carabinieri riuscirono a rintracciare la coppia grazie alla telecamera del bancomat. Barcolana, un pass fa entrare illegalmente in Italia 2 famiglie straniere. È stato notato mentre faceva scendere dall'auto in due momenti diversi, prima una e poi un'altra famiglia sulle rive a Trieste. I casi sono stati segnalati alle forze dell'ordine. La serata di venerdì 7 ottobre è intervenuta la polizia, lo ha individuato e arrestato. Si tratta di un pastor kosovaro responsabile di aver favorito l'ingresso irregolare sul territorio nazionale di 3 cittadini stranieri di nazionalità curdo-irachena. Le 2 famiglie risultano indagate in stato di libertà per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Hanno scoperto il suo nome leggendolo su un quaderno che aveva con sé. La piccola Kelly, bimba di nazionalità cinese, ieri sera poco dopo le 7 vagava per strada da sola in centro a Udine. Ad accorgerne è stato un residente in zona che ha allertato le forze dell'ordine. Agli agenti della squadra volante della questura di Udine la piccola non è riuscita a dare spiegazioni di quanto accaduto. I poliziotti l'hanno rassicurata e, intuendo che avesse perso contatto con la mamma o il papà, l'hanno fatta salire in auto per cercare insieme ai genitori. Poco dopo hanno rintracciato tra via Zanon e via Poscole la madre in compagnia di un'altra figlia che la stava cercando preoccupata dopo averla persa di vista. Così la piccola è stata riaffidata alla sua mamma. Impegnata negli interventi di prossimità, nella stessa giornata gli agenti delle volanti della questura di Udine hanno anche aiutato il corriere di una ditta di spedizione rimasto incautamente chiuso all'interno del proprio furgone. Sono riusciti a passargli le chiavi del veicolo da una fessura tra le porte anteriori e a liberarlo. Hanno anche ricevuto da un parroco della città un portafoglio trovato in chiesa
che è stato restituito alla proprietaria, lo aveva perso 2 giorni prima. Trepidazione per le condizioni di salute di Enzo Cainero, il patron del Giro in Friuli, che dopo aver accusato un malore è ricoverato in ospedale a Udine. In tantissimi fanno il tifo per lui, lo aspettano di nuovo sulle strade della Corsa Rosa. Il Friuli fa il tifo per Enzo Cainero, il patron delle tappe del Giro d'Italia in regione, che da una settimana è ricoverato in ospedale a Udine a causa di un malore. L'uomo, che ha abituato tutti a non porsi limiti, ora ha bisogno del sostegno di quanti lo hanno sempre supportato nell'organizzazione delle tappe rosa. Il suo esercito, disposto a farsi in quattro per il manager 78enne di Cavalicco sulle strade del Friuli, ora è lì con il fiato sospeso. Certo che Cainero saprà superare anche questa sfida, anche perché tra qualche mese, il 27 maggio 2023, la carovana rosa tornerà a calcare le strade del Friuli per salire fino al Monte Lussari, ennesimo sogno di Cainero diventato realtà dopo lo Zoncolano entrato nel mito, il Piancavallo legato per sempre a Pantani, la laguna, il mare, le valli, perfino il santuario di Castelmonte, tutte foto da incorniciare nel bellissimo album a tinte rosa di casa nostra, un lavoro sul campo che in questi giorni stanno portando avanti il figlio Andrea e il comitato locale della tappa tarvisiana in attesa che il condottiero torni al comando. Il grazie di questa terra, marchiato negli anni sull'asfalto e sui cartelloni, impreziosito da una gigantografia apparsa nell'ultima tappa di Buia, testimoniano l'affetto e la riconoscenza che il Friuli gli dimostra. Desidero mandare un saluto affettuoso al grande sportivo, al grande patron Enzo Cainero, che sta vivendo un momento difficile nella sua vita. Gli auguriamo di rimettersi presto e di rivederlo sia sui campi sportivi ma soprattutto sulla sua amata bicicletta, perché noi abbiamo ancora bisogno di lui, quindi forza Enzo, dacci dentro, sei un campione e dimostralo ancora una volta. Dalle massime istituzioni, sportive non solo, ai corridori che sono diventati grandi anche grazie a lui, fino ai volontari che in 20 anni gli sono sempre stati a fianco, tutti in attesa di buone notizie dall'ospedale, pronti a dedicare a Cainero l'ennesimo tributo. Oggi in Viale Ungheria a Udine sono state collocate nuove telecamere per videosorvegliare il territorio, un'opera che vede un investimento di 600.000 euro per l'installazione di 70 nuove telecamere. È iniziata oggi l'installazione di nuove telecamere in Viale Ungheria a Udine. Andiamo ad installare 70 nuove telecamere, in queste settimane la ditta sta lavorando e i lavori termineranno intorno alla metà del mese di dicembre. Arriviamo ad un numero di 180 telecamere comprensive della videosorveglianza come queste e dei sistemi di lettura targhe che sono altrettanto importanti sia per il controllo della copertura assicurativa e del pagamento della revisione, sia per quanto riguarda la ricerca da parte delle forze di polizia del passaggio di un'automobile in un determinato giorno e ad un determinato orario. Un'opera che vede 600.000 euro di investimento da parte del Comune di Udine attraverso finanziamenti della Regione. Dopo anni in cui si era deciso che il tema della sicurezza fosse un tema da non trattare, da non toccare, questa amministrazione ha preso in mano il problema dando risposte concrete ai cittadini e quindi investendo pesantemente, ovviamente grazie anche agli aiuti e ai finanziamenti concessi dall'amministrazione regionale per potenziare la videosorveglianza, che è ormai uno strumento indispensabile, da un lato perché garantisce il cittadino sulla prevenzione del reato, perché chiaramente quando si sa che c'è una telecamera installata è un forte disincentivo da parte del delinquente di poter delinquere, fare atti vandalici eccetera. Dall'altra perché è un effetto a posteriori, chiaramente queste sono videocamere che immagazzinano grandi quantità di dati che possono essere prelevati all'occorrenza da parte delle forze dell'ordine. Nuova legislatura alla via con la prima riunione in Parlamento il 13 ottobre. Il vice sindaco di Pordenone, Emanuele Loperfido, entrerà alla Camera. Ascoltiamolo. Comincia la legislatura, lei è in partenza per Roma, ecco, che prospettive ci sono? Ma la prospettiva è sicuramente di affrontare momenti duri, ecco perché di fronte all'emozione che sicuramente c'è di essere diventato onorevole della Repubblica e quindi membro del Parlamento, questa emozione viene un po' limitata dal fatto di essere consapevoli di affrontare uno dei momenti più difficili dal punto di vista economico della storia repubblicana. Però un leader forte come Giorgia Meloni, che ha ricevuto l'investitura da parte dell'elettorato, entro breve confidiamo che il Presidente Mattarella faccia il passo darle l'incarico di formare un governo che sicuramente sarà fatto da una coalizione di centrodestra che è maggioranza del Paese. Tante persone responsabili, tante persone capaci, tante persone che hanno competenze tecniche. Sicuramente Giorgia Meloni e i suoi alleati, i leader del centrodestra, stanno mettendo a punto una formazione in grado di affrontare questi momenti difficili.
Archiviate le elezioni politiche, si avvicina l'appuntamento delle regionali del 2023 e sono già iniziate le grandi manovre per arrivare ai candidati. Importanti certezze nel centrodestra, situazione molto più difficile nel centrosinistra. Si voterà a fine primavera per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione diretta del Presidente. Il quadro nel centrodestra è definito con Massimiliano Fedriga che, nonostante la stima di Giorgia Meloni, non vuole lasciare Friuli Venezia Giulia, presentandosi con una lista anche per ridurre il possibile impatto di Fratelli d'Italia, visto che, numeri alla mano, si troverebbe con un Consiglio a maggioranza meloniana. Qualora dovesse succedere qualche cataclisma, le alternative sarebbero tutte nella destra tagliamento con i fratelli Ciriani, anche se entrambi sono piuttosto impegnati, Alessandro ad amministrare Pordenone e Luca a Roma come capogruppo al Senato o addirittura possibile ministro. La situazione nel centro-sinistra è decisamente complicata. Il Partito Democratico avrà sabato la direzione con l'obiettivo di eleggere subito un segretario dopo le dimissioni di Cristiano Sciauri, evitando un congresso che avrebbe tempi molto lunghi. Qualche nome circola e potrebbe essere, a sorpresa, una donna della zona di Pordenone. Franco Jacopo è al momento l'unico nome che il PD ha messo sul tavolo per la presidenza, ma l'obiettivo è di allargare la coalizione e quindi si potrebbe spingere per due scelte esterne come Massimo Morrettuzzo del Patto per l'Autonomia e gradito anche nelle civiche e forse anche dal Movimento 5 Stelle. E poi, invece più a sinistra, Furio Onsel che si dice pronto sia a correre da sindaco di Udine che come presidente di regione, ma conferma anche di tornare a insegnare all'università. Gli studenti universitari lavoreranno al fianco dei dipendenti della Prefettura di Udine mettendo a disposizione le loro conoscenze giuridiche e venendo valutati in proiezione di un possibile posto di lavoro. E questo è il frutto di una convenzione firmata questa mattina nella sede prefettizia di Via Prachiusio. È proprio il caso di dirlo, l'Università di Udine entra in prefettura, la convenzione di tirocinio e di formazione e orientamento è stata firmata in mattinata, un momento importante fra i due enti, sancito con la firma fra rettore Pinton e il prefetto Marchesiello. Per gli studenti dell'Ateneo un'opportunità formativa, per l'organismo prefettizio la possibilità di mettere alla prova delle figure che avranno un'opportunità professionale. Consideriamo che sia la collaborazione con la prefettura molto importante per la loro possibilità di ampliare il bagaglio formativo. Naturalmente, grazie alla disponibilità della prefettura, è possibile che i nostri studenti svolgano dei tirocini seguiti da dei tutor locali che potranno essere da una parte formativi, ma dall'altra parte anche nel servire da orientamento per il mondo del lavoro, cioè entrare a contatto diretto con una realtà lavorativa che è piena di attività che magari non sono così conosciute come dovrebbero. Attingeremo sicuramente al Dipartimento di Scienze Giuridiche per avere laureandi che ci diano un supporto su tante questioni che hanno una rilevanza giuridica, quindi la materia del diritto che qui è ben masticata e su cui veramente tante questioni a volte ci complicano la vita, ma su cui veramente la collaborazione dei ragazzi è per noi fondamentale. Ovviamente ben supportati e guidati perché entrano in un mondo assolutamente nuovo. Ci sono poi prospettive perché può essere attrattivo e interessante per loro fare i concorsi che comunque sicuramente alla luce anche delle recenti immissioni nei nostri ruoli di funzionari piuttosto che di dirigenti può essere interessante. L'uso esteso dell'intelligenza artificiale permetterà alla manifattura italiana di salire ancora più in alto e sfruttare appieno il suo potenziale. Il concetto è stato espresso oggi nell'ambito di Confindustria Udine Incontra. Per l'Italia sembra essere arrivato il momento giusto di trasformarsi in uno Stato digitalizzato, attuando riforme sia strutturali che settoriali in uno sforzo comune per trasformare la società nel suo complesso. Grazie anche all'iniziativa di un cloud europeo federato sullo spazio dati, l'uso esteso dell'intelligenza artificiale consentirà al settore manifatturiero italiano, il secondo in Europa, di salire ancora più in alto e sfruttare appieno il suo potenziale. Parola di Konstantinos Karakalios, Managing Director del prestigioso organismo internazionale che sviluppa da oltre un secolo standard globali in una vasta gamma di settori. Ospite oggi pomeriggio a Palazzo Torriani dell'evento di Confindustria Udine Incontra. L'Italia ha una strategia molto ambiziosa e anche realistica. Allora si deve mettere in scena una strategia anche per l'intelligenza artificiale, per poter utilizzare tutte le possibilità, che sono veramente molte.
Del resto, il mercato dell'intelligenza artificiale in Italia è cresciuto del 27% nel 2021, raggiungendo quota 380 milioni di euro. Secondo un'analisi di Eurostat, all'interno dell'Unione Europea solo 2 aziende su 10 usano l'intelligenza artificiale. In Italia il dato scende addirittura al 6%. Quando si parla di automazione di processi pericolosi, sporchi, anche routinari che comunque portano ad un pericolo o comunque faticosi, allora il contesto è totalmente diverso e dobbiamo stare attenti che il fatto di normare un campo non vada a bloccare un'innovazione tecnologica che poi verrà colta al balzo, come al solito, dai paesi che non devono sottostare alla concorrenza leale o comunque ai livelli di etica dell'Unione Europea. Ed ora un aggiornamento sulla pandemia, sono 1509 i nuovi casi emersi oggi in regione, le persone ricoverate in terapia intensiva sono 12, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 232. Oggi si registrano i decessi di 7 persone, 4 a Trieste, 2 a Udine, 1 a Pordenone. L'autoemoteca super tecnologica donata dalla Danieli all'FDS è stata consegnata oggi ad Arriva Udine, che si occuperà di movimentazione, rimessaggio e manutenzione del mezzo. Oltre 250 uscite all'anno è questo l'obiettivo che l'Associazione Friulana Donatori di Sangue punta a raggiungere per la nuova autoemoteca donata dal gruppo Danieli. Mentre l'azienda sanitaria sta ultimando gli adempimenti operativi affinché il nuovo mezzo diventi pienamente operativo, questa mattina il presidente provinciale della FDS, assieme al vice Mauro Rosso, ha consegnato ufficialmente le chiavi del mezzo super tecnologico ai vertici di Arriva Udine, rappresentati dal direttore Emilio Coradazzo. Sarà infatti la società udinese di trasporto pubblico a occuparsi di movimentazione, rimessaggio e manutenzione dell'autoemoteca, in quanto dispone di autisti debitamente formati per la guida di tale veicolo, oltre al personale dell'officina per l'assistenza tecnica. Ringraziamo Arriva Udine e il suo personale per questo doppio impegno che siamo certi porterà avanti con grande professionalità, come ha già dimostrato di saper fare in questi anni, ha commentato il presidente di FDS Flora. Arriva Udine collabora con FDS dal 2009, ha detto dal canto suo il direttore d'esercizio Coradazzo. Siamo orgogliosi di supportare un'associazione indispensabile del nostro territorio di cui condividiamo appieno i valori. Anche nei 2 difficili anni della pandemia abbiamo garantito la continuità dello svolgimento delle attività dell'autoemoteca e offriamo la massima disponibilità a incrementare ulteriormente le uscite nel prossimo futuro. Alla città di San Daniele del Friuli è stato conferito sul palco del Travel Experience di Rimini il premio Destinazione con la migliore offerta enogastronomica d'Italia a destinazione digitale. È l'unico premio nazionale che ogni anno dal 2016 viene assegnato alle regioni e alle destinazioni turistiche italiane che registrano le migliori performance online dal punto di vista del sentiment, dell'offerta enogastronomica e dell'accoglienza. Nuovo importante riconoscimento per la famiglia Nonino, a riceverlo questa volta l'influencer della grappa Francesca Bardelli. Nonino. Con lei c'erano tra gli altri lo chef Bottura, l'astronauta Guidoni, l'ex presidente della Banca Centrale Europea Trichet e il sottosegretario di Stato allo Sport Valentina Vezzali. Francesca Bardelli Nonino, sesta generazione dei distillatori friulani, influencer della grappa, sabato scorso ha ritirato alla Camera dei Deputati a Roma il premio America 2022. Il riconoscimento punta a valorizzare e stimolare iniziative ed opere volte a favorire i rapporti tra Europa e Stati Uniti d'America, premiando alte personalità che si siano distinte per il loro operato ed abbiano raggiunto importanti risultati a favore dell'amicizia transatlantica. Questa la motivazione del premio conferito. È laureata in economia, però è anche sommelier, bartender, ha un master in social media communication e questo è molto importante perché è diventata famosa nel giro di un solo anno proprio sui social, raccontando le vicende della sua famiglia. È stata la stessa Francesca Bardelli Nonino a spiegare il significato del premio ricevuto. Questo premio rappresenta il lavoro di tutta la mia famiglia. Mia nonna è stata la prima ad andare oltreoceano, senza parlare una parola di inglese, ma armata del linguaggio della passione e a spiegare agli americani cosa fosse la grappa e come con la distillazione artigianale di vinaccia di un solo vitigno distillata freschissima ha rivoluzionato questo prodotto da un distillato considerato povero in quello che oggi rappresenta l'eccellenza del Made in Italy nel mondo. E questo amore per il lavoro è stato tramandato di generazione in generazione, arrivando anche a me, la sesta,
che ho potuto continuare questo racconto, però questo non sarebbe stato possibile senza mia zia Elisabetta, che ha seguito questo mercato prima di me, che mi ha accolto con lei in questo mercato quando ero una professionista acerba, solo con tanto entusiasmo, e non saremmo qui oggi se non fosse stato per la tua guida e il tuo esempio. Grazie. E noi siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità, appuntamento con le notizie sportive. Grazie per l'attenzione, buona serata.